è il quarto appuntamento con Qual Buon Veneto, la rubrica che vi porta a visitare le meraviglie del Veneto. Intanto vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno lasciato un commento sul nostro canale YouTube. Al più presto andremo a visitare i posti che ci hanno suggerito. Oggi siamo nel comune di Teolo, nella campagna padovana, vicino ad Abano Terme. Qui c'è un luogo caratteristico davvero interessante. A Teolo c'è la famosa Abbazia di Praglia, il monastero benedettino che è inserito nella lista dei monumenti nazionali. La sua storia è molto contrastata. Fu fondata nel 1080 e originariamente prendeva il nome di Pratalia ed era fondamentale per la gestione delle campagne padovane. L'intera abbazia fu completamente ricostruita da Andrea Moroni nel 1469. Poi ne susseguirono aperture e chiusure, fino all'apertura definitiva nel 1904. L'abbazia, poi, è riconosciuta in ambito internazionale per il suo laboratorio. Aperto negli anni 50, è uno dei laboratori più importanti di tutto il mondo per il restauro dei libri e dei documenti antichi. Pensate, tra le mani di questi monaci sono passate le lettere addirittura di Galileo Galilei. All'interno dell'abbazia, oltre al laboratorio, trova spazio una biblioteca che conta 130.000 volumi. Purtroppo, dell'antica biblioteca medievale non è rimasto nulla e i volumi ora consultabili sono il risultato di acquisti e donazioni. I monaci dell'abbazia sono poi conosciuti per le piante officinali, una volta coltivate nel chiostro d'ingresso o chiostro botanico. Non mancano infatti prodotti tipici come tisane, infusi, rimedi naturali, miele e molto altro. Una menzione speciale va alla Fonte di Praglia, la Fontana della Madonna. È un'acqua fresca e leggera che raccoglie decine e decine di persone ogni giorno. È custodita da secoli dai monaci. Da alcuni è definita miracolosa, visto alcune leggende che si narrano. Semplicemente è un'acqua di falda molto buona, che è particolarmente adatta a chi soffre di disturbi allo stomaco come gonfiore o bruciori. Il nostro viaggio per oggi termina qui. Se vi è piaciuto fatecelo sapere. Grazie per averci seguito. Alla prossima!